Amici di Rai Sport Satellite, bentornati a San Patrignano, tutto pronto per il barrage. Vicino a me per il commento tecnico c'è Stefano Cesaretto, componente commissione FISE settore salto ostacoli. La regia è guidata da Franco Venditti. A Roma per il coordinamento giornalistico c'è Cristina Caruso. Dunque è pronta Elena Lundbach che apre questo affollatissimo barrage, monta Airbloom e dunque apre questa atleta della Svezia. Dunque, per gli appassionati che hanno seguito il percorso base, direi che possiamo riassumere un po' il barrage. Abbiamo la partenza su un verticale, abbiamo una linea che prima veniva effettuata con 6 galoppi e che secondo il mio avviso per poter essere competitivi nei primi dovrà essere effettuata in 5 galoppi. Avremo poi un'inversione su ancora la triplice e il verticale su fosso che era la linea finale di prima, e anche qui prima veniva effettuata con 6 galoppi e per il barrage dovremmo sicuramente almeno mettere 5 galoppi per poter essere competitivi. In versione abbiamo poi di nuovo l'otto e la doppia gabbia che diventa di 2 elementi, cioè una gabbia verticale Oxer, e prima erano 6 galoppi e adesso diventeranno 8, e in versione abbiamo un 13-14 che sono 2 salti che prima non c'erano del percorso. Indubbiamente è un barrage molto veloce, anche perché la qualità dei cavalieri presenti è notevole e dovranno sicuramente dare il meglio e soprattutto con il massimo della velocità. Qui in caso di parità agli ostacoli vincerà il binomio autore del miglior tempo. Per quanto riguarda la Lundbach ha già 4 penalità per un errore all'ostacolo e conclude con 47,93. L'atleta svedese, numero 93 del ranking mondiale. Avete visto l'errore al muro. Certamente anche in questo caso l'uscita sul muro sarà molto importante, ma anche l'ultimo giro di mano sinistra sarà molto importante a determinare. Questo direi che è uno dei cavalieri da tenere d'occhio, anche perché sì, è velocissimo. Michael Whitaker, inglese, Insultec Portofino. E come dicevo prima, questo è lo zio di... in questa gara c'è sia lui che il fratello e il nipote, e tutti e tre sono 3 cavalieri velocissimi. 12° nel ranking mondiale, 42 anni, 4 Olimpiadi, ha vinto l'argento a squadre nell'84 con Amanda, secondo alle finali di Coppa del Mondo a Las Vegas nel 2005 con Portofino, e ha vinto tantissimi Grand Prix importanti come Cannes, Roma, X-Tir. Ecco, se avete notato, come vi dicevo prima, lui è partito velocissimo e già sulla prima linea fa 5 galoppi invece che 6, sulla seconda linea anche lì invece che 5-6, scusate, invece che 6-5, adesso affronta la gabbia velocissimo, inversione, guardate la velocità, è in piroetta proprio, è diretto per l'ultimo salto. E quella inversione sarà molto importante, chiude con nessuna penalità, 39,91, un tempo da ricordare per poi verificare la classifica, perché mi sembra un tempo importante. Come diciamo noi nel nostro modo di esprimerci, diciamo adesso bisogna andarlo a prendere, perché indubbiamente è stato velocissimo, velocissimo. Giusta l'inquadratura per Michael Whitaker, adesso è pronto Lauren Hogg, americano, 8 linee. Anche questo è un ottimo binomio, è una cavalla e credo normalmente molto veloce, anche lei normalmente molto veloce. Vediamo subito anche di capire l'importanza del percorso poi di Whitaker anche attraverso ovviamente gli altri binomi. Vi ricordo che il premio numero 3 del Conca ha chiuso la prima giornata, chiuderà la prima giornata. Poi per quanto riguarda la seconda ci sono 3 premi davvero importanti. Il premio numero 4 Tamoil, una categoria a fasi consecutive riservata ai giovani cavalli di 6 e 7 anni. Poi ci sarà il premio numero 5 Ewelt Pagart, categoria speciale Winning Round, altezza degli ostacoli
1,45 m. Non abbastanza veloce. Nessuna penalità intanto per la Hogue, 41,01. Vedremo se riuscirà a stare sul podio l'atleta americana. Adesso è pronto l'italiano Giuseppe Rolli Rossi. su Kilian. Anche lui è un binomio veloce, devo dire un binomio che in parecchie gare a tempo ha dimostrato di essere super competitivo. Vediamo come affronterà la gara Giuseppe. Il premio numero 6 grande chase categoria a tempo sul percorso di caccia chiuderà la giornata di sabato, quella di oggi, e noi vi proporremo su Rai Sport Satellite proprio questo premio numero 6 categoria a tempo su percorso di caccia. Poi ci sarà l'ultima giornata domenica anche con 3 premi. Poi avremo modo ovviamente di parlarne. Intanto seguiamo Giuseppe Rolli. Vediamo di capire. Purtroppo c'è già un subito errore. C'è già un errore. Anche qui non si può sbagliare in questo barrage per dare la caccia al podio. Credo che a questo punto Giuseppe opterà per un percorso abbastanza tranquillo, anche perché vedo che ha rimesso un galoppo per la linea del fosso e sta affrontando un giro un pochettino più in relax. Indubbiamente quando ti esce un errore ai primi salti, con un numero così consistente di cavalieri partenti, non ha senso spingere ancora. 28 anni per lui. È giovane, ma è già un ragazzo che ha dimostrato in tante occasioni di essere maturo per il grande sport. Quest'anno ha affrontato parecchi internazionali, ha girato tantissimo, ha un gruppo di cavalli molto interessanti che le permettono di alternarli e di usufruire 2 in un concorso e 2 in un altro, e questo fa sì che possa fare molta esperienza e stare all'alto livello, un alto livello. 49,33, 4 penalità. Intanto è pronto già nell'inquadratura Gerfried Puck, austriaco, su Hit and Blicker. Lui è un cavaliere molto forte, il cavallo che monta è sicuramente un cavallo potente, ma non credo molto veloce, e quando monti questi tipi di cavalli diventa difficile poter essere super competitivo in questi barrage, anche se lui ci prova, come credo sia evidente. Ha un salto un po' particolare, molto disordinato il cavallo, devo dire. Un po' disequilibrato, scordinato forse. Purtroppo questo muro in tantissime occasioni è stato veramente fatale. Che è un altro errore. Un errore, sì. Giro di mano sinistra. Non è semplice la conduzione di questo cavallo. E si avvia a chiudere il percorso. 43,78, 8 penalità per lui. Rivediamo anche qualche fase che ci ripropone Franco Venditti dalla regia. È pronto intanto l'olandese Van der Vloten che monta Audis Hicke. Questa è una cavalla che non giovanissima, che ha già affrontato lo sport al massimo livello e che ancora è la sua prima cavalla, perché purtroppo, come credo tutti sanno, oggi è difficile avere dei primi cavalli e la strada migliore è quella di poterli crescere e sicuramente poterli prendere giovani e portarli avanti, anche perché anche questi grossi cavalieri che hanno degli sponsor come l'Audi alle spalle e tutto non riescono ad avere il sostituto del loro primo cavallo. Ecco, sì, c'è stato un rifiuto e quindi ovviamente 4 penalità. Anche in questo caso la gara purtroppo oramai è compromessa. Sì.
Sicuramente lui farà ancora un giro di lavoro in vista poi del Gran Premio di domenica. È stato il primo rifiuto che abbiamo visto in questo premio. Indubbiamente la partenza su un verticale così secco, senza, comporta un po' di difficoltà, e quando tu parti con un'andatura ampia cercando subito di affrontare la linea nei 5 galoppi, spesso metti i cali in una condizione un pochettino di difficoltà. Vedete come adesso è tranquillo nel suo percorso dopo il rifiuto Indubbiamente l'atleta olandese. il discorso si faceva prima con Giuseppe, a quel punto affronti un discorso di lavoro, maniera di mettere i cavalli sulle gambe per le gare dei giorni a seguire. Chiude dunque 67 e 35 per lui e si prepara Laura Kraut, americana, Miss Independent. C'è da segnalare anche una cosa abbastanza così caratteristica, che nel percorso base aveva gareggiato anche Georgina Bloomberg, americana, figlia del sindaco di New York. È una ragazza che già sta affrontando lo sport ad alto livello e che spesso viene in Europa a fare dei concorsi. È ancora una ragazza giovane, ma che ha chiaramente vuole affrontare lo sport al massimo dei livelli. La Bloomberg però ovviamente non era riuscita, insomma, a Aveva totalizzare, commesso un errore. aveva commesso 8 penalità, no, 2 errori, 8 penalità, e dunque non era poi riuscita ad accedere al barrage. Questo è un binomio molto interessante, un binomio che noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo già a Roma l'anno scorso, quando la Cala aveva solo 8 anni e già affrontava i percorsi al massimo livello. Sì. E che continua a essere una conferma. Non credo veloce come Whittaker. No, anche perché l'ultimo giro di mano sinistra lì si gioca molto del percorso, e abbiamo visto come lei ha allargato tantissimo rispetto a quello che aveva fatto per esempio Whittaker. Lei chiude comunque con 0 penalità, 42 e 88. Una buona posizione, ma sì. non... L'inquadratura per la Kraut. Rolf Goran Bengtsson, svedese, su Grandina. Questa è una cavalla di proprietà di un proprietario italiano, la signora Lucchini. È una cala che indubbiamente fisicamente è imponente e che col cavaliere svedese riesce comunque ad essere estremamente competitiva. Lui ritengo che sia uno dei migliori cavalieri al mondo, un ragazzo, parte un professionista incredibile, un cavaliere velocissimo che può montare qualunque tipo di cavallo, passa da un cavallo grande a un cavallo piccolo nella stessa identica maniera, anche perché la cala è una cala imponente, una cala comunque con un fisico importante, e lui riesce comunque a essere veloce in queste gare. Terzo del ranking mondiale lo svedese, insomma, dimostrazione delle sue qualità. Qui forse perde un po', Whittaker era ancora più veloce. Sì. Ma quella è proprio la fotografia che ci permette di verificare anche l'ingresso al muro. Intanto 0 penalità, 44 e 17, dunque alto il tempo per lo svedese, che era arrivato primo individuale nei campionati del mondo nel 1999 con Minestar. E adesso è pronto il belga François Maty, che monta Ivoire du Rouet. Questo è un figlio d'arte, anche perché il padre è stato uno dei grossi protagonisti dell'equitazione belga, e il ragazzo ha deciso di intraprendere la stessa carriera del padre. Sicuramente è un cavaliere anche lui che monta cavalli spesso imponenti e che però riesce comunque a essere competitivo. Che sicuramente non siamo ai livelli di Whittaker come velocità. Ancora nessun errore per lui, anche se già visivamente, insomma, ecco l'errore al muro, ma già visivamente poi ci si rende conto rispetto a Whittaker della velocità più... Indubbiamente. Trovo che Whittaker ha impostato la gara sin dal primo ostacolo, togliendo un galoppo velocissimo, girando corto.
Coordinazione sicuramente e velocità in questo barrage saranno poi fondamentali. 4 le penalità per Matì, 43,04 il suo tempo. Adesso è pronto un altro Whittaker, Robert Whittaker, che monta carina. Andiamo a verificare, qui è davvero interessante vedere, insomma, sempre di questa Sì. famiglia. Anche perché questo è il figlio di John, Sì. è un ragazzo che sicuramente ha fatto tutta la carriera juniores in rider, crescendo molto bene, e in questi anni ha affrontato la carriera seniores indubbiamente già a alto livello. Già l'anno scorso a me era capitato di vedere un barrage incredibile a Lumen nel derby, dove c'era lui e il padre al barrage e lui aveva vinto, il ragazzo. Lui è nipote di Michael Whittaker, pensate, 23 anni. Lo zio 42, anche questa cosa sicuramente bella, generazionale. Sì, anche perché alla fine quest'anno i juniores, credo che il campione juniores sia un altro Whittaker, cioè il fratello di Robert. E dopodiché abbiamo anche un'altra ragazza che è cugina sua, che è al massimo livello e che forse farà i mondiali quest'anno. Sta spingendo, vedete il giro di mano destra, davvero incredibile, anche il muro. Incredibile come l'equitazione loro è proiettata sempre in avanti nella velocità. Girano veramente su loro stessi. Sì, anche credo qui che... sta andando davvero bene, sì, con grande velocità. Ultimo bravissimo ostacolo per lui, gli applausi, sì, balza in testa, nessuna penalità, 39-32, supera dunque Michael Whittaker, che aveva fatto 39,91, dunque in famiglia, ma comunque primo il più giovane dei Whittaker, Robert. Giusta l'inquadratura per il binomio. Questo è un binomio italiano, Marco Sì, Porro. Marco Porro e Rebecca, vediamo un po'. Indubbiamente già in ottima evidenza nei campionati italiani, lui è medaglia di bronzo, dopodiché ha preso parte a 2 internazionali all'estero, piazzato nel Gran Premio di Paia. Buona la prestazione in Coppa a Dramen, che ottengono il 3° posto. Sicuramente Marco non sta esasperando la gara, prende un po' di rischio, contenuto. L'errore. In uscita trovo che un attimino la Cala ha mancato un filino la copertura. Sì. Proprio sulla gabbia. Sta per chiudere dunque il suo percorso il binomio italiano, 4 penalità, 45-98. C'è da dire che dopo Marco Porro era previsto Hervé Godignon, il francese, ma ha rinunciato, si è ritirato. Ecco, in questi casi cosa può succedere perché binomio, un cavaliere decida di... Ma credo semplicemente che questo è un binomio che dovrebbe prendere parte ai mondiali e di conseguenza ha optato per la soluzione di risparmiare un po' il cavallo. Avendo fatto un percorso netto, saltando molto bene, ha preferito non impegnarlo, sicuramente farà il Gran Premio. Gianni Govoni su Loro Piana Lasita. Gianni è un cavaliere che ci prova sempre, che sicuramente cercherà di fare il meglio. Partito veloce. Seguiamo dunque. Che lui 5 tempi, qui un po' di fortuna ma ci vuole. Forse un po' largo in questo giro, il muro. Il muro è fatale purtroppo. Sì. Come dicevamo prima, dopo un errore spesso perdi un attimo la concentrazione e poi quando con i cali passi da una velocità all'altra spesso ti causa poi questi errori un po' inspiegabili. E chiude 12 penalità, 40-72. Voglio anche dare i risultati del premio 1 vinto da Nick Skelton, inglese, davanti a Laura Kraut, americana, terza Giulia Martinengo, italiana, su Salvador. Buono il risultato per quanto riguarda l'atleta italiano, mentre per i risultati di gara 2 ha vinto il francese Steven Laforge,
su Felix De Vialon, secondo l'olandese Albert Zoer su Lincoln e terzo l'italiano Gianni Govoni che montava Westminster, quindi anche in questa circostanza con Porro al quarto posto su Unbreaker, quindi due italiani nei primi 5 posti, sicuramente un buon risultato per quanto riguarda gli azzurri nel Questo è un Gran binomio Premio numero 2. svizzero. Abbiamo già un errore al numero 1. È un binomio credo che stia ritornando un po' a questi livelli, anche perché il calo ha avuto alcuni problemi di salute, è stato fuori dallo sport per qualche mese e adesso sta tornando un pochettino a questi livelli. Bit Mandeli su Indigo 9. Già in qualche modo è fuori da qualunque gioco l'atleta, il cavaliere svizzero. Anche lui dopo un errore chiaramente opta per la soluzione di lavoro e affronta il giro in maniera molto più relax. Gli applausi, sicuramente qualità molto elevata in questo concorso. Pensate che nel 2005 qui si è svolto anche il campionato europeo di salto ostacoli, tornato in Italia dopo ben 40 anni e per la prima volta ospitato da una comunità di recupero della droga. È chiaro che questo è uno degli aspetti sicuramente da sottolineare, l'impegno di tutta una comunità per un'organizzazione di questo livello. Sì, come dicevamo prima, l'anno scorso gli europei sono stati una manifestazione per noi estremamente di prestigio e che ha dimostrato la capacità da parte di questi ragazzi di organizzare una manifestazione a quei livelli, a questi livelli. Tutto ha funzionato al massimo di come si poteva svolgere una gara come un campionato europeo. E ancora quest'anno, pur essendo non un campionato europeo, trovo che la qualità è agli stessi livelli dell'anno scorso. Seguiamo Wim Schroeder intanto, nessuna penalità per lui, ma a tempo Molto comunque tranquillo. abbastanza alto su Eurocommerce Vancouver. Eh sì, 47 e 22 poi il tempo finale. E adesso tocca al torinese Massimo Grossato su Elkintot. Anche per Massimo è un rientro, anche perché purtroppo questo binomio è stato, diciamo così, uno dei nostri punti importanti dell'equitazione italiana degli ultimi anni. Purtroppo il calo ha avuto qualche problema di salute ed è uscito dai circuiti internazionali e questi sono i primi concorsi che lui sta riaffrontando. Il calo sembra di una buona condizione, il primo giro ha saltato veramente bene ed è un bellissimo binomio. E andiamo dunque a seguire la prova del binomio. Ok, qui mette 6 galoppi, forse non spinge all'esasperazione. Buona Qui fino a mette i questo 5. momento. Giro di mano destra pulito. Corto. Eh sì. È chiaro che il giro è un po' una delle cose molto importanti, no? Per guadagnare. Qui fa un numero per uscire dalla combinazione. Il calo Ecco. è molto alto sui salti. Buono anche l'ultimo giro di mano sinistra, si avvia a concludere Massimo Grossato. Buono. Eh sì, nessuna penalità, 41 e 54, al momento quarto in classifica l'italiano. Direi che è un bel rientro a questi livelli e per noi è importante ritrovare questi binomi che sono basilari per poter ottenere dei risultati a livello di squadra. Attenzione, c'è un altro Whittaker, Questo è il John papà. Whittaker, inglese su Peppermill. Questo è il papà di Robert. Eh sì, 23esimo nel ranking mondiale, 50 anni, una leggenda dell'equitazione mondiale, 139 Coppe delle Nazioni, lo hanno visto protagonista, ne ha vinte 39, 192 Coppe del Mondo, di cui ne ha vinte 18, insomma
credo che già questi numeri, no, ci possono spiegare. Sì, poi direi che il nome di John è legato al nome di Milton. Milton è stato forse uno dei migliori cavalli che ci siano esistiti. Cavalli come Milton, al di là di quello che sono i risultati, avevano comunque un aspetto fisico eccezionale, un cavallo bianco, un cavallo imponente, un cavallo grande ma velocissimo, che aveva un salto particolare ma che alla fine era iper positivo. Anche se non mi sembra spingere tantissimo rispetto a quello che avevamo visto prima. Vediamo adesso al giro di mano destra, abbastanza largo. Direi che questa è un po' la differenza tra il cavallo che monta il figlio e il cavallo che monta lui. L'errore, Ecco che abbiamo un errore. La cala che monta il figlio è una cala sicuramente più veloce, più competitiva, questo è un cavallo più imponente, di conseguenza un pochettino più difficile da Si potrebbe pilotare. dire largo ai giovani, però insomma Sì, non si discute la... Direi che questo è un cavaliere intramontabile, perché ogni anno lo vediamo con dei cavalli diversi al massimo dei livelli. 42-02, 4 penalità, esce di scena dunque John Whittaker, è pronto Jeroen Dabeldam, olandese, che monta up and down. E questo già l'anno scorso, facendo terzo agli europei su questo campo, ha avuto sicuramente un'ottima esperienza, e quest'anno si ripresenta con questo cavallo ancora giovane, perché alla fine è un cavallo del 97. Il primo giro ha saltato molto bene. Vediamo adesso il barrage, se opta per fare un barrage veloce o se invece più tranquillo. Andiamo a seguire dunque. Prende il suo tempo per partire. Sì, sono 45 i secondi a disposizione per il binomio prima di iniziare il percorso. Direi che il salto è veramente molto buono. Un po' largo forse in questo primo giro. Indubbiamente è un cavallo di 9 anni, per cui magari un cavallo che ancora non ha tutta l'esperienza, dimostra di avere comunque un'ottima qualità e sicuramente un cavallo molto importante. Eccolo al giro finale, anche qui abbastanza largo, ma fino a questo momento nessuna penalità per l'atleta olandese. Ha fatto un giro molto relax, ma saltando veramente bene, molto bene. Nessuna penalità, 45-39. Vi ricordo che a San Patrignano al momento ci sono presenti 1800 persone, di cui 160 operatori volontari, 120 bambini, 80 ragazzi stranieri e 400 sono circa i collaboratori esterni, tra personale medico, insegnanti, docenti di corsi di formazione, avvocati. Una comunità fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli. Questo è un binomio svizzero, un cavallo anche lui di 9 anni. Werner Muff su Plot Blue. Un cavallo molto interessante, un cavallo indubbiamente un po' particolare, nel senso un cavallo un filino guardingo, ma che ha una qualità e un salto molto spettacolare. Nel 99 ha vinto il Grand Prix di Cervia con Cardinale. Ancora nessuna penalità. Questo per esempio è l'esempio di un binomio cresciuto sin da giovane, perché lui l'ha preso ancora come cavallo giovane, l'ha cresciuto e l'ha portato adesso a questi livelli. Questa è una cosa molto bella da vedere. E chiude senza penalità, 44-07. Nelle ultime due prove abbiamo visto insomma percorsi netti ma con tempi insomma abbastanza alti. Adesso andiamo a seguire Marcus Fuchs, che monta la Toia terzo. E questo è un binomio che tutti conosciamo, è sicuramente uno dei binomi più importanti svizzeri. La cala è una cala particolare, una cala estremamente insanguata ma molto veloce, e lui è un cavaliere velocissimo. Nono nel ranking mondiale, 51 anni, ha partecipato a 5 Olimpiadi, medaglia d'argento a squadra a Sydney nel 2000 con Tinkas Boy, 5 campionati del mondo.
con diversi ovviamente successi. Seguiamo la sua prova. Siamo nella parte finale di questo barrage del premio numero 3 del Conca, categoria mista a San Patrignano. Lui è partito deciso. Sì, vedete il giro di mano sinistra, davvero con grande grinta sta affrontando il percorso. Forse Robert aveva un galoppo di meno per il muro. Ma comunque sembra avviato a un buon tempo. Vediamo l'ultimo giro di mano sinistra, anche qui stretto. Anche qua un galoppo di troppo, forse non riesce a prendere Robert. Vediamo ultimo ostacolo, applauso, sì, nessuna penalità, 39,66, secondo posto per lui. Supera Michael Whitaker che quindi diventa terzo. È incredibile a questi livelli come l'inversione, un metro di differenza fa la differenza. Però buona la prova sicuramente del cavaliere svizzero. Adesso è Stefan Laforge che monta Gabelot de Ores. Questo è un altro binomio molto interessante. Già a Roma ha saltato 0-0 in Coppa delle Nazioni e tutti gli appuntamenti di quest'anno ha dimostrato di essere un binomio molto importante. Cavallino, un calino, tra l'altro è parente di un cavallo che ha girato in Italia, che montava una nostra Juniores, e che già questo cavallo era un cavallo piccolino e che ha dimostrato di essere un cavallo molto buono, e lui sta confermando che buon sangue non mente. Sì, non è tra i primissimi ma ha fatto bene. Un buon giro. Sì, 0 penalità, 42,35 il suo tempo. Mancano 2 atleti alla conclusione di questo barrage, al momento comandato saldamente da Robert Whitaker. E c'è pronto l'olandese Jerko Schröder su Eurocommerce. Che questo è un binomio molto veloce da tenere d'occhio e sicuramente può essere per partire il percorso del binomio. Ancora si sta prendendo tutti i secondi a disposizione prima di iniziare il percorso il cavaliere olandese. Sono gli ultimi secondi dove veramente concentri la tua attenzione a dove devi fare le tue girate, soprattutto in un barrage di questo tipo, che devi cercare di accorciare al massimo la strada. Che lui è partito veloce. Sì, sta andando con buona lena al galoppo. Deciso, corto sul muro. Non credo veloce come gli altri due, ma comunque già a un buon livello. Un po' di fortuna. Ancora nella fase finale, chiude 41,97, un comunque buon tempo per l'atleta olandese. E adesso è pronto a chiudere l'italiano Filippo Moyerson su Zenzero di Santa Marta. Vediamo un po' cosa combinerà questo binomio. È l'ultimo binomio del barrage. Troppo Filippo mette un galoppo di troppo, 1 e 2. Questo barrage per l'Italia, Filippo Moyerson, Loro Zenzero di Santa Marta. Sì. Il cavallino sta saltando ancora molto bene. Forse Filippo non è partito con la decisione di poter affrontare i primissimi. Peccato, un errore all'ingresso della combinazione. L'errore dunque
E dunque possiamo già fare, in pratica, possiamo già dare la rosa dei vincitori del podio. Dunque primo è Robert Whittaker, che si aggiudica questo premio numero 3 del Conca, secondo Marcus Fuchs, terzo Michael Whittaker. Poi adesso tra poco avremo la possibilità anche di rivedere in grafica la cosa. Primo degli italiani Massimo Grossato al quinto posto. Chiedo a Cesaretto insomma un parere finale su questo barrage. Direi che è stato un bellissimo barrage che ha permesso di vedere un po' i grossi cavalieri, affrontarlo al meglio. Direi che la cosa per noi italiani importante è rivedere saltare un calo come il calo di Grossato a questi livelli e saltare in questa maniera. Indubbiamente Filippo è un altro binomio interessante che continua a crescere, come Marco e Rolli una conferma. Bene, io ricordo che per quanto riguarda l'impegno di Red Sport Satellite c'è l'appuntamento con il Gran Premio a tempo nella categoria caccia, che potrete vedere su Red Sport Satellite a partire dalla mezzanotte, e poi ci sarà l'ultimo appuntamento domenica sera con il Gran Premio Unire Challenger Vincenzo Muccioli, categoria 2 manche, e saremo in diretta qui da San Patrignano. Direi che è tutto. Io ringrazio Stefano Cesaretto, grazie dell'aiuto nel commento tecnico, grazie a tutta la squadra e a Franco Venditti che ha coordinato la situazione dalla regia, a Cristina Caruso per il coordinamento giornalistico. Da parte mia Giacomo Capuano, un abbraccio davvero a tutti quanti voi, buon proseguimento con i programmi di Red Sport Satellite.